Buon pomeriggio e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il sindaco di Catania Enzo Trantino. Benvenuto sindaco Enrico Trantino. Chiedo scusa, reduce da una proficua missione romana, se abbiamo ben capito, dalla quale insomma, arrivano notizie positive per la città, nuova viabilità, vigili urbani e speriamo anche fondi. Vediamo un po' di fare una sintesi rapidamente. Fitto di incontri il pomeriggio di ieri a Roma per il sindaco di Catania Trantino. Sul tavolo i progetti per il rinnovamento della città. In primo piano il passo decisivo per chiudere l'iter di risanamento del bilancio comunale, le procedure di dissesto che in questi mesi hanno stoppato l'avvio di nuovi cantieri. Tra gli obiettivi principali la sicurezza con l'assunzione di 100 vigili urbani. Questo anche per un cambio di passo nella lotta al traffico senza controllo con le auto posteggiate in terza fila sulle strisce pedonali. Al centro del confronto romano si rinnova la proposta del sindaco Trantino ai vertici di ANAS per realizzare un percorso alternativo che congiunga la 18 Messina-Catania e la Siracusa-Catania. Urgente è la realizzazione di una bretella esterna veloce alla tangenziale che vive una condizione di perenne congestione. Si pensa a un nuovo sistema urbano con Trenitalia e si progetta il nodo ferroviario e l'interramento della stazione centrale, con la possibilità per la città di riconnettersi con il proprio mare. Novità in arrivo anche al Ministero della Cultura sul futuro del Teatro Massimo Bellini per un sostegno finanziario statale e per il rilancio delle biblioteche di quartiere e della Biblioteca Orsino Recupero con iniziative culturali previste per il 2024. Davvero proficua questa sua missione a Roma, sindaco. Allora, è doveroso anche che precisi che non abbiamo ancora la conferma rispetto a tutto quel che è stato ricostruito nel servizio. Abbiamo posto tante premesse per quel che concerne l'assunzione dei vigili urbani. Ho parlato sia col sottosegretario Mantovano che con la sottosegretario Ferro, che mi hanno dato la loro massima disponibilità. Naturalmente il problema adesso è individuare le risorse, perché noi dobbiamo partire da un quadro di grande fibrillazione anche all'interno del governo centrale, posto che il super bonus ha veramente eroso le finanze statali. Quindi da questo punto di vista stanno cercando di individuare le risorse per consentirci l'assunzione dei 100 vigili e molto altro che abbiamo chiesto. A Latere abbiamo parlato anche nello stesso tavolo, c'erano i funzionari di RFI e di ANAS a cui abbiamo chiesto quel che è stato ricordato nel servizio e che quindi non ripeto, e siamo alla vigilia della firma del protocollo d'intesa con questi enti che delineerà il prossimo percorso per individuare il finanziamento con cui sostenere l'interramento della stazione centrale e quindi cosiddetto nodo Catania. E abbiamo parlato anche col ministro Fitto per quanto riguarda i piani urbani integrati che sono stati stralciati dal PNRR e che adesso la prossima settimana troveranno copertura finanziaria, e a cui abbiamo chiesto anche aiuto per ulteriori progetti molto ambiziosi di cui non voglio parlare perché ancora li definisco velleitari, però abbiamo in mente un'idea che se dovesse riuscire veramente darebbe una forte svolta alla città. Si lascia così, no? Assolutamente sì. L'argomento, il titolo, niente. Corso Martiri della Libertà. Ah, è vero. E poi infine al Ministero della Cultura, con il Ministro San Giuliano, abbiamo noi discusso relativamente a quel che è stato ricordato, nella speranza, ove si trovi l'accordo con i dipendenti, con la regione siciliana, che il Teatro Massimo possa entrare fra i FUS, quindi fra le fondazioni dei teatri lirici italiani. In questo modo avremmo delle risorse finanziarie ben maggiori per sostenere il nostro teatro che, voglio ricordare, grazie all'opera del sovrintendente Cultrera, è un teatro in controtendenza, tutti diminuiscono con gli abbonamenti, noi invece siamo sold out per tutte le rappresentazioni. Quindi è chiaro che rispetto a questo clima favorevole della città in relazione al cartellone del teatro, se riuscissimo noi ad avere ulteriori risorse, quindi anche ad adeguare gli stipendi del nostro personale che sono indietro, sono fermi a tanti anni fa, tutto questo sarebbe una bella cosa. Lasci che le faccio una domanda terra, sindaco. È stato superato o no adesso il dissesto finanziario? Non è stato superato, abbiamo noi ottenuto la proroga di un altro anno,
per cercare con le risorse che stiamo ricevendo di andare ad ammorbidire la nostra condizione, io dubito che noi lo potremo superare a fine anno. A quel punto poi capiremo come muoverci, se eventualmente chiedere l'applicazione di una norma speciale che ancora in Italia non è stata applicata, ma per quel che abbiamo trovato io devo ringraziare l'organismo straordinario di liquidazione che, lavorando alacremente, ha fortemente ridotto la nostra massa passiva, ma ancora comunque c'è una forte esposizione. Voi considerate che noi arriviamo da 1 miliardo e 200 milioni di debiti, Caspita. quindi siamo scesi sotto i 500 milioni, però ancora non siamo assolutamente La salvi. seconda domanda che sta sotto a quella che le ho fatto prima, i progetti di cui abbiamo appena parlato, i vigili e il bypass di collegamento della Sì. Messina-Catania con la Siracusa-Catania, l'interramento della stazione, i fondi per il Teatro Massimo Bellini, la biblioteca Ursino Recupero, c'entrano con il dissesto finanziario? No, per fortuna no. No, perché comunque le risorse che verrebbero erose dal dissesto finanziario sono quelle per le spese correnti, manutenzione strade, servizi, tutte le spese per investimento. Invece noi possiamo contare, oltre che sulle risorse comunitarie, su questi eterofinanziamenti che spero ci accordino. Perfetto, seguiremo anche questo. Adesso parliamo del giro di vite avviato dalla sua amministrazione contro le discariche abusive. Sono state riattivate le telecamere per stanare gli incivili e avviare la bonifica di via Fondo Romeo. Vediamo di come è cambiata la situazione con Tonino De Mana. Vi proponiamo 2 immagini, la prima con la telecamera spenta, l'altra con la telecamera accesa. È evidente la differenza che conferma l'importanza della repressione. In via Fondo Romeo a Catania si è dovuti ricorrere alle maniere forti con il supporto della tecnologia per evitare il proliferare di discariche abusive. Dopo anni in modalità offline a causa anche di intoppi burocratici, finalmente l'occhio elettronico è stato riattivato e ha già beccato decine di incivili che si sono visti recapitare salate multe. Contestualmente, in attesa di completare l'opera di bonifica fortemente voluta dall'amministrazione Trantino, sono stati posizionati grossi blocchi di pietra. L'obiettivo in questo caso è evitare che mezzi grandi e piccoli potessero continuare a scaricare rifiuti di ogni tipo. Numerosi dispositivi di sorveglianza attivi, ma dove non arriva la telecamera, lo scenario è il solito con sacchetto selvaggio che continua a colpire. C'è chi ha scaricato un grosso materasso a ridosso della curva ed altro materiale è stato disseminato sul tratto non coperto dall'occhio elettronico. Poco più avanti è decisamente migliorata la situazione in via Calliope, dove però è ben visibile una roulotte. Parcheggio videosorvegliato o ennesima sfida alle istituzioni? Intanto tutto scorre nel torrente Acquicella con plastica, rifiuti, scarti edili e vetro che si riversano nel letto del fiume ed inevitabilmente finiscono in mare. Sindaco, che ci fa quella roulotte là? Non è mia, non glielo so dire. Questo però, quel che emerge da questo servizio è da un lato lo sforzo immane che stiamo facendo, con sforzi immani che hanno un costo che noi dobbiamo sostenere, che chiaramente poi si riversa nelle tasche dei contribuenti, quindi dei cittadini catanesi. Dall'altro il fatto che sì, stiamo pulendo queste zone degradate, ma laddove poi mettiamo la telecamera è inevitabile che ci sia la migrazione del rifiuto. Gli incivili, chiamiamoli col loro nome, gli animali comunque vanno a buttare i rifiuti in posto non videosorvegliato, che poi quando vedo materassi, quando vedo tutti questi ingombranti, ci sono delle puntuali raccolte di rifiuti mobili in giro per i quartieri organizzate dalle agenzie dalle società che effettuano il servizio di raccolta rifiuti, che con un calendario che è abbastanza divulgato ed è ben noto consentono ai cittadini di portare nel loro quartiere periodicamente tutti questi ingombranti, compresi i materassi. È una questione di mentalità. Ho visto anche che ci sono alcune zone, una per esempio è il Campo Rom che c'è vicino all'aeroporto, meglio all'ex mercato ortofrutticolo. È una battaglia che noi non cesseremo mai, però se poi i catanesi ci aiutano sarà molto più facile vincerla. Tra l'altro per gli ingombranti, voglio dire, è abbastanza facile arrivare dove dice lei, perché poi basta digitare ingombranti Catania e cominciano ad arrivare tutti i diversi link, quindi non è una cosa complicatissima, non bisogna rivolgersi al capo dello Stato. Noi speriamo adesso che l'apertura prossima, nel senso proprio in questi giorni, dei 4 centri comunali di raccolta possa agevolare questo ciclo un po' più razionale, un po' più virtuoso e civile per il conferimento dei rifiuti di coloro i quali
vogliono conferire non ovviamente l'organico, ma tutto quanto il differenziato, potrebbero portarle anche a questi centri comunali di raccolta, vengono uno sgravio. Va bene, prima di chiudere questa prima parte, Sindaco, le volevo dire che ci è arrivato un messaggio di Enzo Bianco, che è stato sindaco a Catania 2 volte prima di lei. È un messaggio così, glielo leggo testuale. Approfittando del bel tempo, dice Enzo Bianco, ho fatto una gita, la parola si è persa, una gita nel boschetto della Playa. 2 giri completi, 3 km in 40 minuti. Ho trovato il boschetto pulito e curato. Lo scrivo per dare atto pubblicamente al sindaco trentino, alla giunta e all'impresa che provvede alla pulizia, a differenza di quello che è accaduto, dice Bianco, con la giunta Pogliese. So che non è usuale riconoscere a un avversario di avere bene operato in questo campo, qualcuno mi dirà pure che non andava detto, ma io, continua Enzo Bianco, sono fatto così, non mancheranno le critiche, ma adesso la pulizia è più che dignitosa, piuttosto bisogna fare attenzione perché molti pini sono attaccati da parassiti e malati. Gli esperti diano una mano, salviamo il boschetto, firmato Enzo Bianco. Le farà piacere. Avevo già letto questo post, ho letto anche i commenti di molti suoi sostenitori, tutti positivi rispetto al tenore di questo post. Io sono un volterriano, apprezzo l'intelligenza, apprezzo l'onestà intellettuale, quindi è chiaro che riconosco quando questa giunge, non da un avversario, non mi piace parlare di avversario, da qualcuno che magari non la pensa come me. Grazie Sindaco, facciamo pausa brevissima e poi torniamo insieme all'appuntamento con il Sindaco. State con noi. Seconda parte del nostro incontro con il sindaco di Catania Trentino. Allora, abbiamo parlato recentemente degli arresti per droga a Librino, ma dobbiamo anche dire che il quartiere della periferia di Catania, di cui sempre si discute, ha anche un suo volto sano che tiene a mostrare. Per esempio quello degli orti sociali realizzati dove un tempo c'era una grande discarica proprio. E intanto si lavora per realizzare alloggi popolari su Viale Moncada. Vediamo ancora con Tonino De Mana. Si può aggiustare, Librino si può sollevare finalmente. Una ventata di fiducia e di speranza arriva da Franco, uno degli ortolani di Librino, perché Librino non è solo spaccio di droga, degrado e spazzatura. Da queste parti si respira un'aria nuova e soprattutto salubre, dopo che per anni questo terreno era una mega discarica. Ci troviamo in uno degli orti sociali dove non solo si semina cibo sano, ma contemporaneamente germogliano collaborazione e inclusione. E se al Viale Nitta 12 ieri è stata azzerata l'ennesima piazza di spaccio con 14 arresti e 31 indagati, gli ultimi 2 si sono costituiti ieri sera, qui si coltivano amicizie e rapporti umani. Noi dopo le fatiche del lotto ci riuniamo qua sempre un po' di persone, portiamo da casa se c'è qualche cosa da mangiare e ci passiamo un po' di tempo che facciamo una scampagnata. Siamo l'invidia del Librino. Librino non è tutto brutto, assolutamente no. Venite qua e vedete l'oasi che c'è, è una cosa meravigliosa. Ci sono tanti ragazzi che sono fuori e qualcuno viene qua, vuole un qualche pezzettino di lotto, questo qua. Se è vuoto noi lo diamo, un pezzettino. L'altra faccia di Librino è anche quella dell'edilizia popolare che piano piano sta dando la possibilità agli aventi diritto di avere un'abitazione decorosa. Aprirà a marzo anche il cantiere per realizzare in Viale Moncada 27 2 edifici da 64 alloggi. Un progetto che si concretizza grazie all'input dell'amministrazione comunale e che sarà realizzato nell'ambito del PNRR. Poco distante dal cantiere, dove verranno realizzati gli alloggi, l'immancabile incendio di spazzatura rende l'aria irrespirabile. Per fortuna il vento soffia in direzione opposta, così gli orti sociali sono al riparo da fumo e diossina, almeno per oggi. Il vento soffia dalla parte opposta, per fortuna. Sì, ma non è che mi consola. Librino forse è l'emblema della linea di tensione che c'è fra bene e male. Da un lato ci sono tantissimi cittadini, tantissimi residenti
che desiderano spingere il quartiere verso un concetto di civismo e vivibilità, così come quelli che sono stati intervistati per gli orti urbani. Dall'altro c'è invece ancora chi appartiene a certe logiche di natura criminale, delinquenziale, che magari vorrebbe che la zona non sia illuminata perché le piazze di spaccio possono proliferare se stanno al buio, e allora vanno a sabotare i nostri quadri elettrici, vanno a rubare i nostri fili di rame, e in questa battaglia è chiaro che noi non ci daremo mai per vinti. Intanto abbiamo presentato ieri il progetto, come è stato ricordato, per quei 64 immobili. In effetti non è PNRR ma il PINQA, la qualità dell'abitare. È una cosa che abbiamo fortemente voluto quando è stato presentato il bando e ci siamo aggiudicati questi 15 milioni di euro. Il progetto rispetto all'impostazione originaria è stato rimodulato dalla direzione politiche comunitarie e lavori pubblici secondo standard architettonici molto più qualificanti, per come abbiamo visto. Non vogliamo casermoni, non vogliamo scatole di scarpe, vogliamo delle case che diano anche l'orgoglio ai cittadini che andranno ad abitare là di far parte di un nuovo modo di intendere la residenza pubblica. Ricordiamo, stiamo parlando di Viale Moncada, giusto, Sì, Sindaco? Moncada. Perfetto, benissimo. Allora, grazie anche per questo, e se sono pronti i WhatsApp e le mail, cominciamo con le risposte in diretta del Sindaco. Vi ricordo qua gli indirizzi, ecco, è già pronti, vedete, gli indirizzi sono sotto, questo è il primo, sono uno dei pochi commercianti rimasti in Corso Sicilia. Come pensa di risolvere la situazione di degrado che c'è in Corso Sicilia? Ne abbiamo parlato l'altra volta, perché c'è una condizione sociale che può essere, a cui si può portare aiuto, un'altra invece per cui non si può fare niente, perché molte volte chi dorme in mezzo alla strada lo fa perché appartenente a una, chiamiamola cultura di vita, che poi è un disagio, che non può essere compensato perché non vogliono andare a dormire nei dormitori. Noi abbiamo realizzato dei dormitori con delle associazioni che sono straordinariamente attive sul territorio, ma molti di questi ne rifiutano di andare a dormire in questi dormitori. Come risolverli? Neanche a farlo apposta per venire qui, passando con lo scooter in quell'area. Mi sono fermato un attimo e ho visto che è al confine con una delle aree, quella cosiddetta del Pino, nonché quella dove una volta i catanesi ricordano esistevano dei prefabbricati, delle casette prefabbricate. Tutto questo sarà oggetto dei piani urbani integrati di cui parlavo prima, a seguito del colloquio con il Ministro Fitto, che nella prossima settimana vedranno, per quel che mi è stato detto, il decreto con l'individuazione della fonte di finanziamento. A quel punto noi siamo pronti per firmare il contratto di appalto integrato con l'impresa che ha già fatto un bellissimo piano di fattibilità. Non faccio vedere foto ora perché aspetto che il progetto diventi esecutivo, poi li presenteremo alla città, e io penso che nell'ambito di un paio d'anni dovrebbe sorgere tutto un bellissimo parco urbano che in qualche modo spingerà per una cultura del bello che dissuaderà questo degrado che noi vediamo. Questo stiamo parlando della zona quella che abbiamo visto prima? Esatto, la zona che abbiamo visto prima, proprio a ridosso di quella che abbiamo visto prima. Perfetto, continuiamo. Salve Sindaco, sono residente di Piazza Cutelli, vorrei segnalare in via Ventimiglia, angolo via Vittorio Emanuele, si verificano spesso incidenti. Si potrebbe trovare una soluzione, magari un semaforo? Questo dice tra Piazza Cutelli, via Ventimiglia, scusate, angolo Vittorio Emanuele. No, quella è un'altra zona che percorro spesso e non ho mai visto incidenti. Ovviamente mi fido di quel che si dice. Laddove sono situazioni di criticità, come per esempio l'incrocio fra via Ventimiglia e via Umberto, sì, che era un incrocio pericolosissimo perché la precedenza l'avevano quelli che venivano da via Ventimiglia, e ci sono stati tantissimi decessi perché chi proveniva da via Umberto molte volte non sapeva di dover rispettare la precedenza degli altri e si verificavano sinistri anche mortali. Là abbiamo invertito il diritto di precedenza, per cui adesso c'erano quelli di via Umberto, in più il semaforo è attivo molte più ore al giorno rispetto a quanto non lo fosse prima. Questa idea del semaforo qua che dice? Questa del semaforo qui ne parlerò con gli uffici, perché è chiaro che poi bisogna verificare se effettivamente conviene il semaforo, o considerando che comunque non è un incrocio critico, perché via Vittorio Emanuele è un solo senso di marcia, via Ventimiglia è un solo senso di marcia, quindi non ci sono più intersezioni. Pertanto io non penso che ci sia bisogno. Nel caso in cui
cui effettivamente dovessi registrare, come mi è stato detto, che vi sono incidenti anche pericolosi, allora a quel punto... Altrimenti quale sarebbe la soluzione alternativa? Come si potrebbe, come dire, in qualche modo... Rispettando le regole. Rispettando le regole. Questo dobbiamo metterlo in testa a tutti. Va bene. Buon pomeriggio, vorrei fare una domanda al signor Sindaco. Dopo aver liberato dalle macchine Piazza Mazzini, quando potrà essere libera Piazza Palestro o comunque liberare la povera Porta Garibaldi dalle macchine? E si firma Di Stefano Catino. Allora, io non mi ricordo se ne abbiamo parlato qualche puntata dietro, e abbiamo noi consegnato alla ditta la Porta Ferdinandea per l'esecuzione di lavori per 500.000 euro che permetteranno finalmente l'accesso all'interno della stessa e la rifunzionalizzazione, quindi sarà un monumento non riconsegnato ai catanesi, ma consegnato forse per la prima volta, perché credo che mai in precedenza vi sia stato un accesso per tutta l'area interna della porta. Naturalmente a quel punto sarà conseguenziale, con risorse diverse da quelle che abbiamo noi dato per questo lavoro, creare una chiusura alla sosta di tutto quel perimetro, di tutta quell'area prospiciente la Porta Ferdinandea che dà verso, quindi via Garibaldi verso il Duomo, perché altrimenti non la valorizzeremmo come si deve, è chiaro. Sono bravi i nostri ascoltatori, assolutamente. Non mollano. Assolutamente. Vediamo cosa dice. Bravissimi, continuate così. Molti materassi vengono buttati da vari corrieri che, facendo pagare una cifra ai vari clienti a cui hanno consegnato mobili e materassi nuovi, mettono i materassi nelle varie strade. Grazie. Questa è un'osservazione importante. Voglio sperare che non sia vero, voglio sperare che sia semplicemente una congettura di chi scrive, perché sarebbe gravissimo se ciò accadesse, visto che i corrieri vengono pagati poi dalle ditte per andare a conferire in modo regolare. Però colgo l'occasione perché, siccome tantissimi svuotacantine che sono un cancro per la città, e definisco un cancro per la città, vengono coinvolti da cittadini che sanno perfettamente a che fine saranno destinati i rifiuti che danno loro, io voglio ricordare a questi cittadini che nel momento in cui li dovessimo incagliare, nel momento in cui dovessimo verificare chi è che ha dato mandato per andare a buttare quei rifiuti, è chiaro che noi estenderemo la notizia di reato anche a chi gli ha consentito di prendere a questi svuotacantine questi rifiuti, sapendo che sarebbero poi stati conferiti irregolarmente. Linea dura, quindi, su Ma questo. Assolutamente. Svuotacantine, attenzione, dovremo seguirlo anche noi prossimamente, vediamo che succede. Signor Sindaco, vado a fare un giro la notte per le strade di Catania. Quanta gente dorme sotto le stelle? In parte lo dicevamo prima, per la gravissima... questo introduce un altro tema, la gravissima crisi abitativa. D'Arrigo Salvatore. Non è così, nel senso che la crisi abitativa c'è, abbiamo bisogno di maggiori edifici di edilizia residenziale pubblica, ma nello stesso tempo ricordo, l'ho detto poco fa, che comunque ci sono dei dormitori, ne stiamo realizzando altri, quindi comunque le strutture protette dove andare a dormire ci sono certamente, e quindi non quelli che dormono romanticamente, viene detto sotto le stelle, io purtroppo devo dire per strada, non sempre lo fanno per bisogno, ma lo fanno molte volte per stile di vita. Va bene. E comunque voglio rassicurare questo telespettatore, il sindaco gira tantissimo e non solo nel centro storico, col motorino, in tutta la città. Col motorino senza scorta, è vero. Buon pomeriggio signor Sindaco, le volevo segnalare a Picanello, vicino al campo scuola, ci sono rifiuti di tutti i tipi di materiali, materassi, ecco qua di nuovo, frigo e tanto altro, è una vergogna. Si può fare qualcosa? Qui siamo Picanello, vicino al campo scuola. Siamo sempre lì, sono quelle discariche che noi bonifichiamo e subito dopo vengono ricostituite. Però anche in questo caso utilizzo questo messaggio per agganciarmi a un altro aspetto che ritrovo veramente spregevole. Stiamo parlando vicino al campo scuole, dove c'è uno dei tanti mercati rionali che durante la settimana prendono posto a Picanello. Io vorrei capire per quale motivo gli esercenti, coloro i quali montano in questo mercato, alla fine non debbano lasciare pulito. Chiaramente lasciando sporco invogliano anche poi lo spargimento dei rifiuti, anche questi ingombranti di cui parla questo telespettatore. L'effetto di scarica, è naturale, è un effetto alimentatore che si verifica appena dove tu vedi sporco
subito vai a sporcare ancora di più, è la teoria della finestra rotta. Esatto. E quindi noi non possiamo ovviamente intervenire dopo 5 minuti, noi stiamo facendo di tutto. Ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, il nostro corpo di polizia locale ha elevato 146 verbali di contravvenzione per ragioni di viabilità a San Cristoforo, in via Plebiscito, che è una cosa che non si era mai fatto prima. La gente ha apprezzato molto, qualcuno ha anche detto sì, ma poi la sera era di nuovo così, lo sappiamo. La sera? C'era di nuovo il caos, lo sappiamo, non abbiamo noi la speranza, l'illusione che una volta che arrivano i vigili poi a quel punto subito rinsaviscano. Saranno delle azioni che noi faremo su tutto il territorio, prossima azione la faremo in via Mario Pisardi, in piazza Eroi d'Ungheria, cercheremo comunque di dare un segnale, dopodiché sono i cittadini che devono fare la loro parte. Le volevo chiedere, ne approfitto, ma 600 nuovi vigili, che bello, quando arrivano? No, un minuto, i 100 vigili dobbiamo prima ottenere le somme, poi si devono fare i concorsi, non è un percorso breve, magari Quindi forse... ci vorrà a naso quanto... Io sarei già la persona più felice del mondo se bastassero 12 mesi. Aspetta, c'è da aspettare. Va bene, allora andiamo avanti. Mazza, buongiorno, le dica al sindaco che in via Santa Sofia una botola sta per sprofondare a salire per il policlinico. Una botola sta per sprofondare in via Santa Sofia. Io francamente, siccome l'altra volta una botola effettivamente sprofondata è intervenuta alla manutenzione, visto che questa mattina ho avuto l'avventura di recarmi alla Cittadella per un interessantissimo convegno Samotrace dell'Università di Catania, che è veramente un fiore all'occhiello in tema di innovazione e tecnologia, ho dato un'occhiata a questi tombini. Io non ho riscontrato una criticità, adesso magari chiederò al collega Petralia, all'assessore alle manutenzioni, di effettuare un giro ancora più mirato vista la segnalazione. Magari sì, vediamo. L'ultimo messaggio vostro, perché nei vicoli adiacenti il mercato di Piazza Carlo Alberto non viene ritirata la spazzatura differenziata e lui si firma Antonino Fiducia. Beh, sarebbe grave se fosse così, verifico subito, direi. perché se c'è gente che fa la differenziata bisognerebbe premiarla, e quindi è chiaro che deve essere ritirata. Chiederò subito all'assessore Tomarchio di compiere una verifica. Beh, questo è molto importante che lei lo dica, ne prendiamo atto, la ringraziamo, grazie per essere stato con noi. Venerdì ci rivediamo? Allora, il venerdì prossimo è il 2 febbraio. Quindi siamo in pieno... Sì, siamo in pieno marasma per le festività catine, quindi non me la sento di assumere l'impegno sapendo che poi probabilmente, diciamo meglio rinviare al 9 febbraio. Con molto piacere. Successivo. L'aspettiamo al 9 febbraio, incontro con il sindaco di Catania Trentino. State con noi, continua la programmazione di Sicilia 24. E godiamoci la festa di Sant'Agata, oltre che la città. Oh, benissimo, assolutamente sì. Certo, con molto piacere.